Benevenios a questa trattopu de Voces de Hominis su canale 79 Radio Televisione Sarda, che è un progetto della cooperativa Mega. Oggi siamo in Berchidda in compagnia di Giovanni Marongiu. Salute Giovanni. Saluto a tutti. E buon ringrazio del invito comunque, no? Grazie a te che nos has accolto in questa domo che è una domo tua di Zuccoro. Che è la domo di Mannoi tuo, giusto? Siamo venuti a conoscere e a questionare di tutto su casati in tutti questi anni di artista. Cominciamo dai candir minore, comincio sempre dai cue. I te pizzinuisi. Ma denaro che vi uno pizzino malo io. Discolo e... Ma in questo periodo questo che abbiamo sappito un lutto e quindi insomma mi sono acciappato, io con sorella mia non siamo acciappati perché era babbo, è molto babbo mio, quindi siamo restati su una guardia, mamma mia devi travagliare, quindi pensato in questa carriera come ti si narra, no? In questa carriera acciappai a gente che ti queria bene, ma gente che ti spuzia pure che non è stata difesa, che ti manca su babbo. E in questa vita sono fin tutto gentile in me. Vai a pagare pensione e tanto sono diventato un mago ribelle, no? Come ti si narra? Ma la musica ti aggradava da minore? Ma ti aggradava a me da minore. Babbo infatti a Salvestre di Santo Sabustiano e Santa Lucia. Insomma, non divertiamo insomma, con il minore, abbiamo stato pippaiolo e minoretto, che sono ma e strimpellare una chitarretta minore, giocattolo. E babbo ne era che ma tu dove sei? Ma ti piace questa banda? Questa banda già mi piace, babbo già mi piace questa banda, ne intendiamo sempre, tanto questa banda ha fatto diversi servizi in Saida. A parte sui funerali, ma soprattutto a Pasqua, per esempio, fai il suo concerto, questa domenica, a suo tempo il giorno da maggio, fai il suo concerto in piazza. Noi viviamo sempre qui, quindi questa banda mia materia a me, dai minoreddo. E tanto babbo, una di Salvestre da Sabustiano, andiamo al suo concerto, a mano, mamma mia pure. E su mastro di questa banda, Antonio Pinna, vedi un grande amico del babbo. Casa domenica sera si incontraiano, si acciappaiano in Suzzilleri, in Sabreddola, a cantare, a suonare, no? La domenica sera figarsi, no? E tanto si così Antonio Vini. Ehi, Pietrino, mi ha battuto presente a figlio mio, Giovanni, e gli piace questa musica, e mi pare che ha perduto il fuori per quest'altra, e te ne nara sua. E tanto Antonio Pinna mi sa così da me, Giovannino, quanto sanno stenese? E non ha ancora pottanno, ancora. E tanto che cresca ancora, che manda il macarronello. E quanto devo crescere per poter imparare questa musica? E in essi che ha fatto la quinta elementare. Che hanno dato scritto bene, legge bene, scrive bene, che questa musica deve pure leggere, non è che deve leggere solo la nota, ma cosa deve scrivere pure in questa teoria. E già va bene, e tanto babbolone, a mente di Antonio che ha fatto una promessa a me, su bisogno non deve salire questa banda, e che è stato. Però, poi abbiamo saputo questa disgrazia, che è molto babbo, ma io non me ne sono dimenticato, e manco mamma mia se ne è dimenticata. Quando ho finito la quinta elementare, prima di andare alla prima media, andavo a sala di musica, accompagnato da mamma, e io manco dove canno. Ti Antone, mi ha partito su pisello per riscrivere questa banda. C'è buona metà, no, non me ne sono dimenticato, no. Già non queriamo su pisello, però te no. La quinta elementare l'ha finita Emmo,
e tanto ti iscrivo già su corso bandistico. E già siamo cominciati. E ti hai cominciato a suonare questa banda? Io suonare sul sassofono. Mi piace sul sassofono contralto, mi piace. Però mi dici, no, Giovanni, non te lo posso dare questo strumento. Quando poi ci battono chimbe, e non manca di questo periodo, non manca so sclarino. Ti dà un clarino in si bemolle, già andrà bene questo pure l'inese. Accettiamo su chi proponete voi, l'inese, e tanto come se si facesse un corso biennale, e sono 3 anni, manco 3 anni ci sono in banda. Infatti da 3 anni, sul primo anno che andremo a suonare in banda, andremo a Santo Francisco, la prima volta che ho partecipato, andremo a Santo Francisco d'Agliento, proprio sopra, a nord della Sardegna, vive a Veste Santo Francisco e fidi 3 batto dei Santuaini. E noi manco 3 anni, non hai comprato manco lo 3 anni. La prima essere in banda la battevo proprio in questa ida. E poi abbiamo seguito, e andiamo a Palau, ma a nord della Sardegna bisogniamo in mezzo a Santa Teresa, de Cadura, Sant'Antonio, Calanzano, in banda non che andare io, la banda del Chida fidi famosissima, non schicca una meta. E quindi ho cominciato in banda ho cominciato a suonare. 3 anni, sai, 3 anni sai che cosa. E dopo della banda hai cominciato a studiare musica, che hai compreso che da gradavate, che quindi babbuto a Via Reione. E poi si a studiare e poi tasatto. Poi seguito a studiare, sì che in questa banda abbiamo scambiato questo mastro, si è cambiato, che Antonio Pina, sì che stanno su mastro Antonio Pina, si che e pensi questo mastro Busello. Mastro Busello vede uno che suona io da tanti strumenti, suona l'organetto, suona io sul sassofono e poi uno che suona da in balera, tanto che vi sai balera, no. Sono locale se non si va a ballo, su dancing. E io le femmine da mancare un chitarrista suona la chitarra sul basso. Ed io strimpellai io non pago, ma non è nulla di sicuro ancora. Mi nacchi mai da Giovanni. Poi bisogno di un elemento che è partito da fare su militare, con tutto muccio, se la era. E quindi poi venne a spiegare. Che mi diede una istruzione, ma soprattutto sul basso, la chitarra non mi strimpello, ma non la saltesa l'inesi. Già rischite, sono in banda, però già ti dà un paio di rudimento che lo fuoco io, mi vedi. E cominciamo a conoscere, cominciamo a suonare, a Sasprosa, mi invitai a bere come te suonai io, e tanto cominciamo prima di tutto un contrabbasso mano, mi vedi. Ma in mano ancora se sono un basso più minore, e poi la chitarra pure iniziato spesso anche a suonare pure la chitarra, e quindi cominciamo a conoscere tanto, cominciamo a stare con 2 o 3 anni, e interessante a spalle di conoscere, sul gruppo ce n'erano gli Isolani. E poi a Pustis hai più un gruppo tutto tuo? A Pustis poi a Pappedu, da che anno a Pappedu un gruppo ce n'era Nuova Creazione. E suonavamo su musica, sempre musica di Sabalera, però abbiamo cominciato a fare musica salda pure. Contemporanea, ma musica salda. Musica salda intendo non su canto in re, ma la musica salda con la melodia sallocutoresa, abbellita, su un pago, arrangiata, con questi stili che sono un pago particolare. E la sparagola è sardo? Parola in saldo e diciamo che si stile che vede la lirica locutoresa che è questo genere particolare che diciamo che 11 parte della Sardegna sa lirica sua la locutoresa non è meta lirica la batteria lirica diversa da giocante in re a suo estemporaneo a sa tempiesina oppure repentina, sono tutti stili, ed io un po' cominciai a leggere da questi stili e a creare qualche cosa di diverso, un po'. Che io faccio qualche cosa di diverso. Che su canterei mi piaceva, però non riuscii a entrare in questo contesto, rischio che vai ad un ambiente un po' particolare. Non mi potevo entrare, quindi io
ma io ho rinunziato a questa cosa, a questo progetto. E quindi ho parlato, ma è tanto, dai, non nos quero più, vamos a fare carattere, vamos a fare sempre saldo comunque. E così abbiamo cominciato. A postesi avete stato sul gruppo Carnaval, giusto? Sul gruppo Carnaval, sì, sul gruppo Carnaval, ma te è capitato che i uomini palo freso, già non si narrava a Carnaval, non si narrava le onde, che facevano musica sudamericana. E non facevano musica salda, facevano solo musica americana, quindi avevano Perez Prato, facevano un po' di In The Mood, Boogie Boogie, vedano che viene in voga questo genere, ma quei swing pure, una musica americana. Ma non in sardo. Non in sardo, però io essendo già che io questa cantone, se lamento, io mamma prima e sora l'ho fatta, l'ho dedicata a questa companza mia. Probabilmente mamma mi ha messo la canapete a piso mio, sul primo viso che ha Pedro, Pedro, è diventata mamma. Prima e sora. Prima e sora, mamma di che 7 anni. Prima e sora. E quindi questa cantone, e quindi questa cosa da parlare a me, e ho piaciuto suonare con voi, però mi devi decidere una vaga a me pure. Devo fare questa cantone, perché io poi già fatto, voi ne fate suonare la solitudine, insomma, io ho già fatto una decina di pezzi, lo so. Io già mi già ti rende questa cosa. Tu hai cominciato a Sasola. A Sasola. A Sasola. A Sasola. Sì. E quando hai cominciato a scrivere? Ho cominciato a 20 anni, so, primo puro. E come ti è venuto? Ma un istinto, da casa, io ho sognato che fio elaborando un iscritto. E questo iscritto fai da io da un uomo che vi è stato solo, da un uomo che come te un sogno, ma per sempre, tanto di Bosca poi ho pensato, ma questa è una cosa particolare questa, poi pensavo tra me. Mi sento leato da questa cosa, che mi sta tirando, mi rende come qualche cosa di particolare. Osa diventare scasciata poi. No, tottattero. E tanto poi ha parlato che appunto ha scritto appunto. Fatesi, sempre una canzone di solitudine. Omine solo, poi tanto questo omine solo. In sardo, omine solo, chi vive solo, proietta che non sapete mai sa companzia, ti è mancata mamma, ti è mancato babbo, ti è mancato fratello e sorelle, e io sono cocciato, poi non ti sei scocciato, sei restato solo. E come te lo sogno, no? E se pensando a quest'uomo, ma una cosa particolare, pensando a quest'uomo solo, tanto. Ma te va un uomo solo, ma chi che ha pure usato un pazzo è un uomo solo. Oh, non può stare nella vita solo, che giovane, pensa io un giovane, quindi poi mi sono incorporato in questa persona, cioè mi sono entrato dentro, che come è una cosa che, ti danno che, una cosa particolare proprio. E da qua ho cominciato. Bello. Ascolta, poi tu hai andato in diversi luoghi, che sosprendas, che tra l'altro sanno che viene anche barantano, a chiedere barantano, quindi barantano di carriera sono medas. Sul luogo più bello avete andato? Beh, in Sardegna tutto il luogo bello siamo girati, il luogo bello in Sardegna, però quando sono cominciato a pensare a Sestero, siamo andati a Sestero, pure siamo andati in Francia, siamo andati in Svizzera, però sul luogo più bello, quando siamo andati in Spagna, la prima volta, sul 2012, no, sul 2011. Siamo andati a Saragozza, e in Saragozza ha fatto un'intervista da questa TV regionale saragonesa, e sul luogo più bello è un concerto che abbiamo fatto, un concerto a San Juan della Peña, in Sospireneo, una ida medievale, con tutto impedrato, con saldomoso in pedra dai Sospireneo, e esa scopertura in pedra, tipo sul basolato.
per me è stato il concerto più bello, che il concerto che abbiamo fatto qui, la gente non solo che non che conosciava noi, ma come che non sappia conosciuto. E também se in generale sui gruppi che si esibivano in questa festa, aveva una festa particolare questa. Santuanno della Pegna, vedi, la Pegna vedi una vetramanna che vedi proprio a piede, che vedi una pietra, ha una certa storia, che hanno a questo gruppo a suonare. Sul concerto durato un'ora e quarto, un'ora e venti. Noi ci abbiamo stirato più di 2 ore. E tanto io sono Raiana, otra vez, continuare ancora. Suonate ancora, cantate ancora. E che hanno suonato più di 2 ore. Quindi, la cosa bella è stata che tutta questa gente poi a sapere sui concerti, sono sai quasi complimentare con tutto, e fini susto, non sono invitato a buffare, non sono invitato a mandicare, siamo stati quando dormiti qui, non sono ospitato, ma per me è stato su concerto penso che il più bello dei gusti non viene da più altro. Bello. Sì, bello, soprattutto abbiamo fatto in Sardegna pure, abbiamo saputo bella accoglienza, pure in Spagna, siamo andati alla parte di Spagna, abbiamo fatto Cordova, abbiamo fatto Denia pure un bello concerto. E tuttora si entra in internet, a 2 agosto, musica al Castello Denia, bisogna ancora riprendere tutto il servizio che hanno fatto isso, e poi pure abbiamo fatto una tirata lunga, bello. E poi è capitata una cosa particolare, noi scusi sono lunghe troppo, quando siamo arrivati abbiamo un maestrale impressionante, un ente maestrale. Stanotte, io sono a stanotte sul concerto non si fa che si sia costruito. E stanno apponato, ma vamos a tentare, siamo andati a fare il sossono e non si comprendeva nulla, capito? Nel momento che sul castello che vedi in alto. Denia è una città, dai Denia sono andati a tutto verso Volto, che non sono andati a Baleari, sono andati a tutta l'isola, dai proprio in fondo, Costa Blanca. E comunque andiamo a chiamare, e io penso che si entra ad assensare stanotte. Tenate voi. No, sono venuto organizzatore, non sono nato. Señores e señores, stanotte il concerto podemos tocar. Avevi assessato su vento. Hai assensato su vento. E abbiamo fatto un bellissimo concerto con voi. Bene. Tu e Visi che ne nasci sul gruppo Prendas. Visi, se tu che l'hai dato una schira. Questo nome dove è arrivato? Perché hai deciso di porre questo nome? Questo nome è capitato una cosa particolare, un invito che abbiamo ricevuto a partecipare, non vai manco in aria, siamo andati come ospiti, siamo andati a questa manifestazione di Macumere, mi sembra che vi organizzato dal suo comune un'associazione, Bahia una mostra dei costumi e saldo, una mostra di corallo, una mostra di alimentari, di casu, vinos, oraria meta bella, servizios, Bahia d'artigianos, e tanto io i tende mi invece facciamo stare sopra scantone, se vuoi più i miei tende mi hanno messo tutta questa cosa, ma non è, ma chi sta bene questa parola? Cosa preziosa, cosa bella. E te non è cosa preziosa. Poi pensavo, Prendas. E casa è nato Casa schio. Bellissimo. In questo gruppo vi siete a cominciare a usare strumenti tradizionali e poi andate a merare opere altre diverse. Quindi avete questo missione di strumenti di cadazenia. Come te nasci a questa idea? Si è nascita che a me mi viene da questo, mi attirano a me, e poi ho fatto ho cliccato in sostabulato dessa Sardegna quando sono arrivato sul spagnolo e quando sono venuto sul arabo, sai no, che hanno battito i no, che hanno battito questo strumento,
hanno battuto sui buzzucchi, hanno battuto il battente, hanno battuto altri strumenti, il barocca e altri strumenti che ma ho pensato, ma questo strumento lo hanno utilizzato pure su mine nostre, su gente nostra, che viene noi, la chitarra non che vede ancora, la chitarra viene da Bosca, e viene su Seschento, quando ha cominciato su canto in re, su chitarrone saldo, è venuto Bosca, ma prima, sono venuti degli uttos, strumento sul genere dei cordofoni, questo strumento in Sardegna che viene, sono stato utilizzato. Su spaccato, su liutto cantabile, su lira mediterranea, io mi metto a Cagliari, frequentai a Cagliari, ma io due dipinto in un locale in Cagliari, in dai così via Sardegna. Due dipinto di una femmina con il suo costume saldo che ia in braccio salira bizantina, salira mediterranea, che si sono con un sarchetto, arraffiatura si sono iata. Quindi ho pensato questo strumento, ho approfittato per questa ricerca ed ero stabulato, sono da scrivere che sull'aiuto si impitaia, in sul 1600 e 1700 si impitaia questo strumento, sai che era battente. Poi questo strumento se lo hanno appropriato, naturalmente, che non finisce solo in Sardegna, sono arabo sono arrivato pure in Calabria, sono arrivato in Sicilia pure. Però in Sardegna questo strumento sono stato utilizzato. Che si hanno fatto questo ritratto con questa femmina e con questa gente che impitava questo strumento, sicuramente che lo suonavano. Certo. E quindi ha deciso di usare? E abbiamo deciso, abbiamo fatto una ricerca con Alberto Balia, hanno bevuto Alberto Balia nel suo gruppo, e Alberto Balia ha battuto la chitarra battente prima di tutto. La chitarra battente è stata che colla, 5 cori, e l'abbiamo cominciato a impitare. Proprio in prendersi, su tribaglio prendersi, abbiamo incluso la chitarra battente. La chitarra battente è questo liutto mediterraneo. Abbiamo che in questo gruppo si è sperimentare, a fare ricerca, a cercare cose nuove, ma forse spera unire su antico che su nuovo. Come inteste questo? Precisamente. Che viene fuori dal suo contesto del suo canto in re. Quindi dobbiamo seguire dobbiamo andare in un altro cammino, dobbiamo leare. E abbiamo fatto tanto. In questo cammino abbiamo andato, seguiamo sopra questa cosa, che sicuramente non tutto può cantare in re, non tutto può fare su tradizionale, non tutto fare su canto al tenore. Noi forse siamo andati a provare questo gusto. E tanto con Alberto proprio non ci attacchiamo, e abbiamo cominciato, e abbiamo seguito, tanto con questo strumento, abbiamo seguito a fare questo esperimento, abbiamo sperimentato con questo strumento, che tutto è tutto impitiamo. Qual è questa cosa di diverso che hanno a prendere da altri gruppi? Sospenda sono diverso che noi facciamo pure un ballo, facciamo su ballo, quando noi suoniamo e facciamo un concerto, ballano pure la gente, però noi se non queremo che la gente chieste da bere, sospenda, ballere, si distrae sul ballo, queremo che la gente ascolta il più e chi che deve comprendere un po' certe espressioni che noi amiamo e che amiamo vestite da noi in un contesto particolare, questo contesto che è nato in maniera particolare. E come è nato questo contesto? È nato che provare una visione di quello che può essere sul mondo della musica in sul Mediterraneo, che la Sardegna è si stella sul Mediterraneo, la Sardegna è sul centro di tutto il Mediterraneo, ai noi sono arrivate le cose, le suono, le cose particolari, le armonie, ai noi sono arrivati i popoli che hanno battuto tra civiltà, che poi probabilmente non si sono stratificati come si è stratificato su Ballittu o su canto in re,
E invece noi pensiamo, e abbiamo pensato, che questo contesto sia proprio un contesto adatto per poter stratificare uno certo genere di musica, che noi se riconosciamo, se canto il re, e non è nato in Sardegna, manco soltanto il re è nato in Sardegna, però è stato divulgato ed è diventato un otto, diventato adatto un interesse particolare, proprio che in questo periodo è nato questo. Ascolta, tu scrivi le musiche, i testi, le prendas, ma scrivi per i ballos o pro attere. Quando tu scrivi pro attere a gente, come intesti? Come dare un canto di tene a fora? A sala giusto. E come intaccase? È più difficile? No, è che è più difficile perché tanto andiamo sopra su testo pensando a Cassillaba che deve sempre rispettare, che tanto un ballo o un canto pro coro è sempre a questo andamento, quindi non può essere allungare troppo le parole, deve girare sempre su tempo, che su tempo su schemi, che su tempo saldo, su tempo delle melodie, delle armonie salda, la lirica salda, in particolare sempre, tempo sono sempre ternarioso, quinarioso, settenarioso, nonarioso, a questo tempo, quindi sopra questo tempo che su tempo è su tempo del ballo. Si è in 13, che è in 9, sempre che fa 13, ma che 9, e dunque si deve scrivere proprio questo tempo, quindi Balti già considera di far nascere un brano che ha un tempo stabilito che vuole diventare un ballo. Zucchero della matematica. Zucchero della matematica deve avere una matematica, cioè non potete aggiungere una parola, quindi tieni istinto di aggiungere qualche cosa in più, spero tanto deve si allungare. Non mi torna su sconto. Se sconto non torna più. E come che a unire la matematica che l'ispirazione? Ma ti narro una cosa, Baida, quando nasce l'ispirazione tanto nasce sempre da questa parola. Una parola particolare che tieni da sa mente tua, in sa conca, chi te in conca, questa parola tu la pensi su un attimino e narra, ma può essere una parola importante questa, come per esempio gioia, la parola gioia. La parola gioia e te che nare questa parola gioia. Che nare che tu stai vivendo un momento di allegria, che se su coro dove stai in allegria, che stai è sublime a tutte queste cose che tu stai vivendo, che tutto su chi in su mondo, che tu hai a bere stagione e vivere gioia. Sopra questo iscrivesi, nascere queste parole, nasce queste volane, sono il verso, minore, più lungo, questa sterzina, e così comincia. Non è semplice che a volte, non è semplice che dando allora che è facile non è, che a volte certe cose messe subito consistenti, ma a volte chiede che ti prima gli guarda capo e non mi pensa più. Poi, su di infatti, questa parola ti torna e tanto con questa parola ti torna date la parola che tu puoi aggiungere. E tanto comincia a prendere una cosa usata, a cosire tutto. A comporre tutto, la matematica chissà. Ascolta, e tu hai candarza sul parco, come intesese? Io che gallo su Timinzo, del candir minore, del candas cominciao, o no? Ma se dopo quantos anni di carriera? Sono 60 anni, 60 anni. E andiamo in video in maniera in spalco, potete immaginare dove. Sente allegra, sente triste, sente imbriaca, quindi andiamo su come è un luogo diverso, un mondo, però tanto si apprezzano a me queste cose, però quando vieni da su palco non è che pensa a tanti problemi, non vede da problemi, quando vieni da su palco uno viene da senti di vigare su palco.
tutto il resto che conta da noi sua vita, che sa musica ti dà la possibilità di vivere, di altre cose. No, sa musica, su che tu, sa cose che tu hai, che picano sopra su palco, sono interattive, da sa memorizzata, da sa vivida, e la stai vivendo, la fai vivere, cerca, e chi casa, la fai vivere a sta gente che ti sta ascoltando e che ti sta bailando pure. Potrebbe essere un ipnotismo, una gente non può ipnotizzare, però chi casa te è uno deve comunicare a queste persone che si sono ascoltando, deve comunicare qualche cosa di particolare che non è sempre che possono gustare questa cosa, quindi deve schiccare te qualche cosa di particolare, soprattutto sa gioia, sa convivialità con questa gente che tu agatta sotto sul palco, che protesta, una festa questa, deve essere una festa. E quindi della sponnere in me, su un pare con te, su deve seguire, su cui due si sproponzano da esso. Qual è l'argomento che preferisi quando scrivi? Ma lì che di naro su di gusto, ma a me da te naro, probabilmente che abbiamo sapito momento, se periodo, giocando sa Sardegna, ha più dall'inquinamento, sa politica che è stata, come è stata la politica sa di schimo, quando sono nata questa industria tessile che hanno nato Fiume Santo, hanno fatto votare petrochimica, e tanto abbiamo cominciato a scrivere su che non andava bene. Questa terra nostra, sicuramente io questa terra mia, amo questa terra mia. Non potete una terra che posso amare più di essa. Quindi, quando ho poi queste cose, a me mi dispiace troppo. Cioè, questo inquinamento in terra nostra, questa terra nostra è stata lacerata, è stata distrutta da questa cosa. E tanto abbiamo cominciato a scrivere su quel gusto. Non è stato tutto benazzetto, però una volta di questa gente, tanto abbiamo cominciato via, tanto abbiamo cominciato a Sardegna Nazione, questo non querimo, questo non lo querimo, non va a sito, non abbiamo stimolato. Però di là è stato un periodo molto brutto, e abbiamo fatto Sardegna terra amargo, amargura, terra di spanto, solitudine, e poi procurare moderare, insomma, tutto spezzo che va a questi problemi che viene in Sardegna, no? Che è libertà, tutto questo spezzo che abbiamo appunto inciso. Quindi interessante perché la gente apprezza a me, però la politica non fa d'accordo con noi. Si dipone a scrivere a sostempo di oggi, a riardire di scrivere che ha fatto delle cose che non sono anche in Sardegna. Tu hai fatto un montone di dischi, quali sono i più importanti, tutto lo scasato? In questo periodo ho fatto Calzarussa, che vedi sottinteso a questa Calzarussa, questa calza su Polcravo, su Gelvo, ma vi sottinteso Calzarussa che rianare che che ogare queste cose che si è fatta il male, queste industrie chimiche e tutte queste cose. Infatti questo vi si intende saudare, questo significato vi questo, infatti di cui vi vedi riesce una vita, vi vedi emigrato, e a te spezzo che vai da proprio chi è, che vai a inquinamento e tutto questo problema. Questo è il primo tribaglio. Incanto adesso massaggio, badattero a te lo spezzo che vai da uso e abuso, un pezzo, insomma, queste cose, insomma, queste significati io. Fisso il secondo tribaglio questo. Dinamita scarcate. Bento da guerra. Vedi, sempre sottintesa al corso, vedi. E poi imprenda già, vedi, allora, imprenda se quei vedi, e che quei proprio questo pure sono sonette di Antonio Stevene, sai batto di stagione di Antonio Stevene Muro. Ierro, verano, attunzu e istiu. Però i quei vedi, aras de vogo.
abba su fuoco, fin tutto pezzo so che fin toccante per questo ambiente che stiamo vivendo in Sardegna. Questo vi imprendas. E poi siamo andati avanti con Umbras, ma te si vede un pezzo particolare che questa Umbras che a noi si vediamo, però non la possiamo toccare questa Umbras. Vite che andare, perché andare cosa è mera, su questa politica è sempre gusto dare. E poi dai Brenda abbiamo fatto Umbra, abbiamo fatto sempre Borsa Floria, questo Franco Madau, istruttore di questa dare questo contratto con noi, si deve che si robato stribaio. E quindi fattiamo con questo, fattiamo Umbras, abbiamo fatto Auroras. Auroras già viene un altro aspetto, però in Auroras pure vive in 8 sabbas, che vedono un pezzo che noi si vede sempre da questo stesso problema. Questo stesso problema è legato sempre all'inquinamento. E poi abbiamo fatto Soleruglio pure, insomma, sempre Soleruglio l'abbiamo fatto con Saifa Music di Roma. Saifa Music è questa cosa che viene in villeggiatura in Sardegna, i villeggianti in Sardegna, non si tengono un concerto e non preguntene se nos agradecía a fare un trabalho un pare con isso, avevamo un contratto con isso, e facciamo un Soleruglio, facciamo un trabalho con isso, con Saifa Music di Roma. Soleruglio. Poi abbiamo fatto Prendas Live in Sardegna, l'abbiamo fatta con Sabagutti, e in questa occasione, ma tessi particolare questa occasione, un pezzo tradizionale, si vuole ben annedo, abbiamo fatto un luogo di roba nostra, ma io penso pure in spagnolo. Sabagutti, ma tessi, infatti ne gustava dare il concerto per la vita, e Prendas, e quindi abbiamo fatto delle roba stappas. Sul tema tappa Belchida proprio, e bevi questo Ivan Marchini, suo presidente di questa associazione, di questa Bagutti, di Piacenza, e tanto raccoglieri, che posso registrare, dice, il concerto, dice, c'ho un apparecchietto, lì non c'è nessun problema, mi dica chi è lei. Io ho l'intenzione di, perché voglio sentire, perché ho l'intenzione di, sto producendo delle cose, vorrei produrre delle cose di musica etnica, perché no, lo registri pure. A suo concerto lo salutiamo, una cosa, però lo faccio sapere, mi questo è registrato tutto, mi telefonate, saldo al Diese. Mi interesserebbe se potessimo creare una sorta di collaborazione? Sì, beh, certo di sì. E la facciamo con eso, facciamo Prendas Live in Sardegna, in bada dove pezzo, sì, guarda pezzo pure in spagnolo, che soprattutto andiamo pure in Spagna, e quindi abbiamo la necessità pure che abbiamo un gruppo che si alternaia con noi, si era il Dulzaniero del Bajo Aragon, un gruppo spagnolo di Saragozza, saragozzeso. E quindi questo gruppo, dovete fare qualcosa in spagnolo, ma a me mi piace, ma agradeceva pure denaro. E quindi battiamo su Tedeo d'Oro, battiamo su Chinusa, Pájaros, insomma, registriamo su questo disco, registriamo pure roba in spagnolo. Poi abbiamo fatto i Chinusa, battiamo proprio su Long Play in Chinusa, e in Chinusa pure abbiamo inserito due pezzi, uno in particolare che l'ha provato in spagnolo, sin sal, senza sale. Dite vai dai a questo pezzo vai dai da Canda Benzeni, forse la presente voi. Canda Benzeni, sai miniera, sa tesoro, dei Vurtei, sai miniera dei Vurtei, con su cianuro che viene in pittere, sa la sostanza chimica, fino inquinendo, sai falla, che vive in giosso, sai vita del giosso, che da era te la vita.
sei miniere dei portei, quindi abbiamo zittato questo brano con suo testo, sono fatto in spagnolo, abbiamo zittato proprio questo avvenimento triste, meta triste della Sardegna, che viveva in questo periodo. Da cui nasce questo pezzo, Sensala, quindi vi tutto rilegato al cuore. E quindi facciamo un rossio pure, una traduzione in spagnolo che varia da una, sapete, da una tia che veniva da con la morte di qualche cosa, che questa terra nostra che non devi morire, proitte non devi morire, che la dobbiamo salvare noi, chi la deve salvare la terra? Noi che siamo salvi. E come te la possiamo salvare secondo te? La dobbiamo salvare, sì, la politica nostra ha da amare la terra come te l'amiamo noi, sì. E nulla. Solo a se la possiamo salvare. E noi spero che te possiamo usare, così a fare che sono usate, ma noi sì. Sono abitanti della Sardegna e te possiamo usare. Per questa musica. La musica trasmette di questa cosa, la trasmette, la può trasmettere e certo però la musica non basta a fare cessare queste cose che sono inadeguate, queste cose che non sono giuste, non basta la musica, che tutto il popolo sardo sia d'accordo e che si muova, chi alza le sue spelle da terra e che si muove da basta, la siamo fatta morire la terra nostra. La terra nostra non può andare così. Che sono savo nostro, la gente nostra, il manno nostro, non l'hanno lasciata in maniera bella, che è una terra bella, è invidiata dai tutti questa terra. Proite deve essere distrutta questa terra. Proite per quale motivo? Non ha fatto male a nessuno. Questa terra ha dato benessere a tutti. È bella, è la terra più bella del mondo, per noi. Non cade un'altra terra, non cade un altro mare più bello. E proite che diamo schifino a gas. Bella domanda. Se musinine che tu ma che sono una domanda a me, sta sempre questa cosa. Ascolta, l'ultimo disco del 2016 ha un nome bellissimo. Lo vuoi narrare? Armonia? Possiamo dire che sta troppo in armonia? Sì, che da mancare, sì. Armonia è un pezzo che è nato in una maniera particolare. Una sera vendomo, una sera di stivo, vendomo verso la schimbe e mi arrivi di questa ora un'amicizia già in Messenger e mi arrivi di un chat, mi ha aperto un chat una persona, un manager di origine messicana, viveva nel sud della Carolina. Mi ha detto se mi gusta io, te gusta de parlare di armonia, di gioia. Una cosa particolare. E poi ho pensato, ma è vero questa cosa o è una cosa? E allora ho risposto, abbiamo cominciato a chattare con questo e che abbiamo chattato più di 3 ore. Come, torna, mi dovrai mai a finire. Che questo poi tra l'altro mi ha pure invitato a armonia, dando. Io si queria fare di armonia in suo senso che armonia intendia la gioia. Chi si vede un uomo di pace, che hanno idea sul mondo, che hanno idea sa gente, che queria vivere sa gioia con sa gente, non di vivere momenti di tristezza, di amargura, di solitudine, di dispiacere, che vivere sa gioia e quindi da vivere in armonia, con armonia intendida da tanti elementi, sa convivialità, un momento di festa, di gioia, vivi con piacere proprio, ma con tutto, che tu come terminare a dire, ecco, ho vedo una persona che sta sola, questa persona spassende, lui che è triste, questa persona è nana, ma poi te sei il gas triste tu, e te sappi tu, bene con me, così andiamo bene, ti offro qualche cosa, hai bisogno di qualche cosa,
se ha spattito qualche cosa di male, sapete, dispiace, sapete. Ecco, ve lo pregunto giusto a questa persona, che questa persona sia a questa gioia che è per come in questo momento, e vedete che lo darà questa gioia. E noi veniamo in armonia, questa topo de Voces de Hominis, in compagnia di Giovanni Marongiu, che ringraziamo. Noi vediamo a topo sempre in Radio Televisione Sarda e su canale 79, che è la produzione di Mega. Saludos a tutti. Un ringrazio Meda di questo avvenimento che per noi è stato un bellissimo e spero che sia bene prodotto e se spaga parole che ha unato che va per parole sapona che qualcuno possa pure ascoltare, che la possa pure porre in pratica.